Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Femminicidio a Messina, Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata trovata senza vita in una pozza di sangue nella sua abitazione, arrestato l'ex compagno che avrebbe confessato, ritrovata l'arma del delitto, l'uomo aveva al polso il braccialetto elettronico. Si è dimesso Salvatore Iacolino, il manager della sanità siciliana, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. I legali dicono lui innocente, la magistratura lo proverà. Catania, la Guardia di Finanza ha confiscato beni per oltre 10 milioni di euro a un esponente del clan Santa Paola Ercolano e a un imprenditore vicino al sodalizio. Le aziende, i fabbricati e i terreni erano utilizzati per riciclare denaro. Dalla base di Sigonella arriva un piano pluriennale per fermare l'erosione del terreno intorno all'impianto satellitare di Niscemi dopo le segnalazioni dei NOMUOS e il sopralluogo del sindaco. Caro gasolio e blocco rotte commerciali, la Coldiretti torna ad alzare la voce nella protesta di ieri a Palermo, a rischio oltre 2 miliardi di export made in Italy. La doppia faccia di Catania tra bellezza e rifiuti, pioggia di recensioni negative dei turisti. A Sicilia 24 parla il titolare di 2 B&B. Troppo degrado, sono indignato e frustrato. Calcio, dopo il pareggio con la Casertana, a Catania si ragiona sul futuro della squadra, scivolata 12 punti dal primo posto. Bentrovati e purtroppo apriamo il nostro telegiornale con una notizia che arriva da Messina, il racconto di un ennesimo femminicidio, quello di Daniela Zinnanti, 50 anni, che è stata ritrovata dalla figlia nella sua casa di Messina in una pozza di sangue. Per tutti i particolari ci colleghiamo con Francesco Triolo a Messina. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno Roberta, buongiorno a tutti. Questo alle mie spalle è il palazzo, la casa al primo piano, piano terra, dove abitava Daniela Zinnanti. Hai detto tu, è stata ritrovata ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, dalla figlia allarmata che la madre non rispondesse alle telefonate. Si è recata qui e l'ha trovata in casa riversa in una pozza di sangue. Subito è scattato l'allarme, sono intervenuti le volanti della polizia, sono cominciate le indagini per risalire a questo femminicidio. Daniela Zinnanti, 50 anni, viveva qui da sola, aveva un compagno, Santino Bonfiglio, 67 anni, che da appena una settimana era stato libero dal braccialetto elettronico e dagli arresti domiciliari, e pare si fosse recato qui proprio per cercare di riappacificarsi per l'ennesima volta con la signora, ma sarebbe stato respinto. Da qui sarebbe scaturita la furia omicida. L'uomo è stato identificato grazie a delle telecamere di videosorveglianza che si trovano all'interno del condominio, l'arma del delitto recuperata all'interno di alcune cestoni della differenziata che si trovano sempre all'interno del complesso di palazzine, e l'uomo è stato interrogato per tutta la nottata sino a quando non ha confessato l'omicidio e si trova adesso in questura. È un ennesimo femminicidio. Ricordate lo scorso anno, a fine marzo, qui a Messina, quello di Sara Campanella, che ha scosso un po' tutti, un altro femminicidio in città, che si è svegliata proprio con questa notizia. Anche i residenti qui abbiamo cercato di sentire qualcuno, ma poca voglia di parlare, tanto riservo, come era riservata, pare, anche la signora, che non avesse grandissimi rapporti in generale con i vicini di casa. Queste al momento le notizie che arrivano qui da Messina, via Lombardia e la zona, il quartiere Lombardo, dove si è verificato ieri sera questo femminicidio. Grazie a Francesco Triolo. Naturalmente altri aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ringraziamo il collega e andiamo avanti con il telegiornale. La polizia postale di Catania ha arrestato un uomo per detenzione di ingente materiale pedopornografico, sequestrando anche strumenti informatici capaci di compiere abusi sessuali virtuali su minorenni. L'indagine ha coinvolto complessivamente 4 uomini tra i 50 e i 70 anni. E sono arrivate le dimissioni di Salvatore Iacolino, il manager della sanità siciliana, indagato da ieri per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. Sentiamo le ultime nel servizio.
Salvatore Iacolino si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Messina, dove era stato nominato una settimana fa. Lo comunicano gli avvocati del manager indagato dalla Procura di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. Secondo le accuse, l'ex dirigente ed ex europarlamentare avrebbe sostenuto gli interessi del capomafia di Favara, Carmelo Vetro, suo compaesano, dando informazioni su procedure amministrative o agevolando incontri con funzionari regionali. In cambio avrebbe ricevuto finanziamenti per campagne elettorali e promesse di assunzione di persone a lui vicine. Nella sua abitazione, dalle perquisizioni effettuate, sono stati trovati 90.000 euro in contanti. Secondo i magistrati della DDA guidati da Maurizio De Lucia, Iacolino, che dovrà presentarsi venerdì davanti ai PM, avrebbe inoltre compiuto atti contrari ai propri doveri d'ufficio. L'inchiesta, che si è avvalsa di intercettazioni ambientali, è partita dalle mazzette pagate dal boss agrigentino a un dirigente dell'assessorato alle infrastrutture, finito sotto processo per corruzione. Sorpreso e amareggiato dalle accuse ingiuste e infamanti che gli vengono rivolte, è totalmente estraneo alle contestazioni ricevute, hanno commentato i legali di Iacolino, Arnaldo Faro e Pino Di Peri, che hanno ribadito la fiducia nei confronti della magistratura, che siamo sicuri, hanno detto, accerterà l'assoluta sua estraneità nella vicenda in questione. Prende atto delle dimissioni l'assessore regionale alla salute, Faraoni. Il governo regionale lo aveva sospeso dall'incarico avviando il procedimento di revoca della nomina. La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito un maxi sequestro antimafia da oltre 10 milioni di euro tra Catania e Arezzo. I beni, tra cui 3 società immobiliari, 62 fabbricati, 16 terreni, erano riconducibili a Carmelo Salemi, esponente del clan Santa Paola Ercolano, e all'imprenditore Giovanni Fabrizio Papa, ritenuto vicino al sodalizio mafioso. Secondo gli investigatori, Papa avrebbe messo le proprie aziende a disposizione del clan per riciclare denaro illecito. Entrambi erano già stati arrestati nel 2024 nell'operazione Oleandro. E i carabinieri di Caltanissetta, in collaborazione con il ROS, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno arrestato un cittadino pakistano di 41 anni. L'uomo, inserito nella lista rossa di Interpol per traffico di esseri umani, è accusato di avere favorito l'immigrazione clandestina di migranti dal Pakistan verso l'Europa tramite la Libia, con pagamenti fino a 12.000 euro a persona. Cambiamo argomento. Un movimento franoso segnalato dagli attivisti No MUOS, il sopralluogo del sindaco e una richiesta di chiarimenti agli Stati Uniti. Adesso dalla base di Sigonella arriva la risposta. È previsto un piano pluriennale per contrastare l'erosione del terreno nell'area dell'impianto satellitare di Niscemi. Gerry Italia. Un piano pluriennale di ripristino ambientale per contrastare l'erosione del terreno nell'area del MUOS di Niscemi. La base statunitense di Sigonella interviene sul caso del movimento franoso segnalato nei giorni scorsi vicino all'impianto satellitare della Marina Militare Americana. La NAS di Sigonella collabora costantemente con le autorità locali e militari del paese ospitante, fa sapere l'ufficio stampa della base, affinché le infrastrutture rispettino pienamente le normative vigenti. In quest'ottica, prosegue la nota, è stato sviluppato insieme ai partner locali un piano pluriennale di ripristino ambientale che prenderà il via questa primavera, mirato a contrastare i fenomeni erosivi presso l'installazione MUOS. I dettagli degli interventi, spiegano ancora da Sigonella, saranno resi noti nelle prossime settimane. Il caso era esploso dopo la diffusione di alcune immagini pubblicate dal coordinamento regionale No MUOS. Gli attivisti avevano segnalato segni di cedimento del terreno sul versante che costeggia l'area dell'impianto, riaccendendo l'attenzione su una zona da anni al centro di polemiche e mobilitazioni ambientaliste. Dopo la segnalazione, il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, aveva effettuato un sopralluogo sul posto per verificare lo stato dei luoghi e valutare possibili rischi. Al termine della visita, il comune aveva poi inviato una richiesta formale di chiarimenti al comando della base americana della Naval Air Station di Sigonella, da cui dipende l'installazione del MUOS. La risposta americana parla di interventi già programmati e di collaborazione con le autorità italiane, ma l'attenzione sul territorio resta alta. Il nuovo episodio arriva infatti mentre Niscemi continua a fare i conti con la fragilità del proprio territorio dopo la grande frana che lo scorso 25 gennaio ha colpito il centro abitato, un contesto in cui ogni nuovo segnale di stabilità del terreno viene osservato con crescente preoccupazione da cittadini e istituzioni, e proprio dai prossimi dettagli sul piano annunciato da Sigonella si capirà se gli interventi previsti potranno davvero contribuire a mettere in sicurezza almeno quel versante.
Caro gasolio e blocco rotte commerciali. La Coldiretti è tornata ad alzare la voce, a rischio oltre 2 miliardi di export made in Italy. Stanno speculando, è vergognoso, ha detto ieri a Palermo il presidente nazionale della Coldiretti, Marco Gullà. Dall'aumento dei costi di produzione con il prezzo del gasolio agricolo alle stelle al blocco dei traffici commerciali legato alla guerra in Iran, gli agricoltori della Coldiretti alzano la voce e lo fanno a Palermo in un incontro con i vertici nazionali e il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Se prima il problema era riuscire a coprire i costi di produzione con questo rincaro così alto, sicuramente abbiamo un grande problema perché già siamo fuori dai costi di produzione. Penso che sia vergognoso quello che sta avvenendo in termini speculativi. Sappiamo che nei prossimi mesi ci potrebbero essere degli aumenti, ma è altrettanto chiaro che quello che è avvenuto negli ultimi giorni è solo ed esclusivamente speculazione. Un incontro a porte chiuse, quello del Teatro Politeama con il ministro dell'agricoltura. Imprenditori e produttori chiedono al governo di intervenire e salvaguardare le imprese del Made in Italy. In queste ore ovviamente stiamo affrontando una questione di carattere internazionale molto rilevante che non dipende da noi, della quale subiamo le conseguenze, e ovviamente il governo sta mettendo in campo tutte le ricette utili anche in coordinamento con le associazioni del settore per poter andare incontro ai nostri agricoltori. Ricordiamo che l'Italia è l'unica nazione europea a mantenere l'incentivo per quasi 1 miliardo per il gasolio agricolo, per mettere in condizione le nostre aziende di continuare a produrre ed avere dei costi che riescano a garantire l'economicità dell'azienda. Si avvicina la data del referendum, sale la tensione fra il fronte del sì e quello del no. Ad agitare la polemica con la magistratura le recenti dichiarazioni del capo di gabinetto Giusy Bartolozzi alla nostra trasmissione Il Punto, rispetto alle quali è intervenuto anche il ministro Nordio. Manlio Viola. È bufera su Giusy Bartolozzi, la siciliana capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio. Una bufera che nasce dalle parole pronunciate durante la trasmissione Il Punto, che hanno fatto saltare sulla sedia praticamente tutti. E adesso a intervenire lo stesso ministro Carlo Nordio, che invita Bartolozzi alle scuse, anche se sottolinea che le parole sono state decontestualizzate. Mi dispiace per le parole usate dal mio capo di gabinetto, dice il ministro, anche se pronunciate nel contesto di un confronto televisivo lungo e acceso. Quell'affermazione è apparsa un attacco all'intera magistratura. Ma cosa aveva detto Bartolozzi? Eccole le parole del magistrato che oggi è capo di gabinetto del ministro. Io faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle. Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione. Fammi replicare perché questo è falso. È vero, e lo sai bene. Dal fronte del no è una pioggia di richieste di dimissioni indirizzate a Bartolozzi, ma Nordio ora precisa anche: è chiaro a chiunque in buona fede che la riforma non indebolisce in alcun modo la magistratura, né intende attaccare i magistrati, bensì punta a restituire loro prestigio e autorevolezza. Il dibattito era partito da alcune considerazioni espresse in un videomessaggio della Premier Giorgia Meloni. Per la Presidente del Consiglio infatti si è creato un clima di forte confusione, polemiche, semplificazioni, slogan e talvolta informazioni parziali o peggio completamente distorte. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. La mafia è un'organizzazione anticristiana. Questa è la posizione della Conferenza Episcopale di Sicilia. Nella diocesi di Acireale tutti i vescovi siciliani hanno discusso sulle prossime sfide sociali e culturali, fra i temi anche quello della pace. Adelaide Barbagallo. I vescovi di Sicilia riuniti per la sessione di primavera della Conferenza Episcopale Siciliana per alcuni giorni di confronto, riflessione e programmazione pastorale sulle sfide che le chiese dell'isola sono chiamate ad affrontare, fra tutti il tema della pace. Se già nelle nostre comunità, nei nostri territori viviamo con aggressività il rapporto con gli altri, con le istituzioni, tra parti, allora questo già sono premesse per una guerra.
E quando poi succedono le guerre veramente tali tra i popoli, allora comprendiamo il fallimento dei nostri sforzi. Il Papa ci ha invitato già a giugno a che le nostre comunità siano luoghi di riconciliazione e di pace. Forte e chiaro viene ribadito l'impegno contro la mafia. L'organizzazione mafiosa è una cosa anticristiana e antiumana. Ora, per quanto noi dobbiamo tentare comunque di evangelizzare, cioè di annunciare il Vangelo della salvezza anche alle persone della mafia, perché mica sono il diavolo, sono figli di Dio come tutti noi, il Vangelo è venuto per loro, Gesù ha detto io sono venuto per gli ammalati, non per i sani, e quindi anche se noi dobbiamo guardare e cercare di annunciare anche alle persone della mafia il Vangelo, dicendo però non va, devi convertirti, devi cambiare, la via che hai scelto nella tua vita è una via sbagliata. E sui giovani? Dobbiamo avere il coraggio di essere più netti nell'annuncio e direi anche nel vivere e presentare le esigenze del Vangelo. La doppia faccia della città di Catania tra bellezza e rifiuti. Una pioggia di recensioni negative arrivano dai turisti. A Sicilia 24 parla il titolare di 2 B&B. Troppo degrado e dice sono indignato e frustrato. Tonino De Mana. Basta semplicemente andare nel sito del comune di Catania Pay Tourist per leggere le recensioni, come ad esempio Santo dice che la città è veramente carina, però è molto sporca e poco curata, è un vero peccato. Bella e sporca. Quante volte è stato detto e quante volte viene scritto. La recensione appena letta da Daniele Salmeri, titolare di 2 B&B in pieno centro a Catania, fa male, molto male per chi vive di turismo. Il problema è che non si tratta di un messaggio isolato, ma di una caterva di commenti negativi pubblicati direttamente nel portale Pay Tourist del comune di Catania. E basta fare un giro nel centro storico per avere conferma, con le immagini che parlano da sole. Qui siamo sotto gli archi della Marina e il primo impatto per chi arriva dal mare non è gratificante. E va peggio alla Civita, dove strade e marciapiedi sono invasi di spazzatura e mobili abbandonati. Lei ha mandato un messaggio di WhatsApp dove dice prima o poi mi esplode il fegato e scappo via lontano da questa nazione. Perché? Sono stanco di combattere contro i mulini a vento. Ho cominciato a mandare segnalazioni continue sia al comune di Catania, alla polizia municipale che anche alla Gema. Nessuna risposta da parte di nessuno e mi sento abbandonato. Daniele si sente solo e abbandonato anche lui. Non sappiamo più cosa fare. Mentre colleziona recensioni negative, Catania colleziona buste piene di spazzatura, come in via Giovanni di Prima, angolo via Ventimiglia. Non solo rifiuti. Di fronte si possono anche notare un bel frigorifero, un paraurti ed un pneumatico. Benvenuti a Catania, città bella e sporca. E adesso ci fermiamo ancora una volta e subito dopo il calcio con il Catania un po' in difficoltà, tra poco. Siamo al calcio. Dopo il pareggio contro la Casertana, a Catania si ragiona sul futuro. Toscano, che ha diretto l'allenamento di ieri, ha raccolto solo 2 vittorie nelle ultime 8 partite. Marco Carli. Il momento più delicato, il peggiore della stagione rossa-azzurra. Il primo posto lontano 12 punti, le inseguitrici che si avvicinano, una seconda piazza che alla luce del trend attuale, 2 sole vittorie nelle ultime 8, sembra in bilico. Il Cosenza è a meno 5. Così il giorno dopo uno scialbo pareggio con la Casertana, con i soliti affanni offensivi del Catania, con un difensore, Miceli, che diventa l'uomo più pericoloso, con le dichiarazioni poi sulla prestazione. I ragazzi hanno fatto la prestazione, hanno dato tutto, quello che avevano, quello che potevano dare, hanno trovato una squadra che si è difesa ad oltranza, a perdere tempo, il secondo tempo si è giocato anche pochissimo, ha creato le sue opportunità come sempre per andare in vantaggio, non ci siamo riusciti, però i ragazzi hanno dato tutto, hanno fatto la prestazione, peccato per il risultato che non è arrivato. Anche in queste ultime 3 partite ci sono stati dei margini di crescita, è mancato il risultato, è vero, però dobbiamo continuare a lavorare. Dei ragionamenti sul futuro, anche legati alla panchina, sono stati fatti e restano, con alcuni nomi come quello di Caserta, che però è andato a Empoli. Al di là di tutto resta una stagione da non sprecare, perché saltato il primo posto, il secondo diventa una condizione importante per affrontare i play-off, a cui la squadra deve arrivare in modo diverso rispetto all'attuale. Toscano, che ha guidato la seduta mattutina, intanto risponde così alle domande sul rapporto con la società e sul dialogo con i dirigenti. Un confronto sempre continuo, di quello che si può fare meglio, di quello che
che è l'andamento della settimana, del campionato. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque questa edizione di Sicilia 24 finisce qui. Vi lascio con Lorena Dolci e la rassegna stampa di oggi. Vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 14. A tutti una buona giornata.